Una strada conosciuta che percorreva ogni mattina per andare al lavoro nell'azienda Bellet di San Martino di Lupari. Morgan Navuzzi era in sella alla sua BMW 1250, stava affrontando una semicurva lungo via Cadorna, tratto della provinciale Orcone. Secondo una prima ricostruzione, la moto del 45enne si sarebbe trovata davanti il trattore di un'azienda agricola di Villa del Conte che proveniva dal senso opposto di marcia e avrebbe toccato la ruota anteriore del mezzo. Il motociclista è stato sbalzato a bordo strada proprio contro il cordolo che delimita la pista ciclabile. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'impiegato. Una residente ha sentito il botto ed è corsa fuori, mentre altri automobilisti si sono fermati per chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivato anche l'elicottero da Padova, ma quando i medici sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'autista del trattore coinvolto per lo shock ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. La vittima, Morgan Navuzzi, aveva 45 anni, abitava a Campo San Martino ed era un impiegato. La moto, una passione riscoperta in età adulta e trasmessa dal padre. E poi l'informatica era brillante, sussurra la moglie assieme alla sorella del 45enne, arrivate sul posto per il riconoscimento della salma. Sul luogo dell'incidente, per portare cordoglio, anche il sindaco di San Martino di Lupari. La nostra vicinanza alla famiglia come comunità di San Martino di Lupari, oltre che come amministrazione. Purtroppo, per dare le condoglianze, quando mi hanno avvisato del sinistro ho sperato in cuor mio che ovviamente i soccorsi potessero salvare questa vita, invece ho appreso che non c'è stato nulla da fare. La vicinanza mia è veramente di tutta la nostra comunità per questa famiglia. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, mentre la polizia locale ha deviato il traffico lungo il tratto di provinciale che è rimasta chiusa dalle 9 per circa 3 ore.